Tiziano Arlotti, assessore al bilancio della Regione, Tiziano Arlotti invece direttamente dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati, e poi andiamo ancora avanti, dimmi Enrico. A Franco Chiarini, il direttore di Chef to Chef, uno degli anni più importanti del progetto Almeni, senza il quale probabilmente non ci sarebbe il movimento che c'è adesso in Emilia Romagna. Non basta, è l'anno dell'Expo, tra un mese e mezzo partirà da Rimini una carovana di decine di chef, di produttori e di sindaci. Insieme firmeremo la Carta di Milano e porteremo a Milano migliaia di firme di una regione che è all'avanguardia di una nuova concezione della gastronomia su scala appunto regionale. Rimini è un punto di forza di questa operazione e andremo anche al Refettorio Ambrosiano e porteremo i nostri prodotti poveri che diventeranno ricchi grazie ai nostri grandi fuochi, le grandi patate, le grandi riso catarese, i cuscus, grandi farine, prodotti poveri ma ricchissimi grazie ai nostri chef. Grazie, mi piace quando ci teniamo sul morale, mi piace sempre molto, sono stufa di lamentarmi. A questo punto io vorrei due parole invece da Slow Food, che qui ha presentato. Slow Food si parla di cibo, il cibo è l'elemento centrale attorno a cui ruota tutta questa manifestazione, quindi Slow Food non poteva non esserci. Un cibo che ha interpretato come arte culinaria da tutti questi grandi chef, ma soprattutto rappresentato da tutti i produttori che sono raccontati e si snodano lungo la strada che corre appunto parallela sul lungomare e che rappresentano le eccellenze dell'Emilia Romagna da Rimini a Piacenza e che sono il fulcro, poi la materia prima di ciò che poi lo chef riesce a trasformare in arte culinaria. E volevo affiancarmi a quello che diceva Franco Chiarini di questo viaggio verso Expo, a cui noi parteciperemo anche con molta forza, portando tutti quelli che sono i prodotti, i produttori, le economie che sono un po' tracollanti, le piccole economie, ma portando tutte queste eccellenze e farle conoscere in questa grande Expo universale appunto a Milano. Grazie, e prima di passare la parola diciamo a Massimo Bottura, ricordo che c'è l'ora della sua presenza anche il prefetto oggi, il presidente della Camera di Commercio, per cui grazie mille di essere qua. Direi Massimo Bottura.